A un anno esatto dal passaggio dell'ospedale Sant'Antonio all'azienda ospedaliera all'Università di Padova, i comitati, in particolare il comitato SOS Sant'Antonio, denunciano il fatto che nonostante le assicurazioni i cambiamenti ci sono stati e in peggio. Per questo hanno incontrato il sindaco Giordani, che si è offerto di portare le loro richieste ai vertici sanitari. Piano piano stanno sparendo dei servizi che c'erano al Sant'Antonio, non ci sono più. Facciamo un esempio, c'erano diversi cardiologi che rispondevano ai bisogni di questo tipo di problematiche che possono sorgere per i padovani. Adesso quei cardiologi non ci sono più, ce n'è uno solo. Troppo diverse, dicono, le funzioni dei due enti. L'ULSS è al servizio dei cittadini del territorio, mentre l'azienda ospedaliera pensa di più alla ricerca e alla formazione e anche all'assistenza, ma aperta all'esterno e non solo al territorio. La riduzione a 10 posti letto da 30 che erano di geriatria, che vuol dire per tutti gli anziani, 20 posti letto in meno vogliono dire migliaia di ricoveri in meno all'anno. Quindi una forte diminuzione dell'offerta dell'assistenza ospedaliera per anziani e pazienti fragili. Il pericolo ora è quello di rivolgersi al privato per avere i servizi che, secondo il comitato, il pubblico ora non garantisce allo stesso livello di un anno fa. Per quanto riguarda il reparto di riabilitazione, era stato chiuso, poi riaperto per le proteste dei cittadini e un anno fa, con il trasferimento del Sant'Antonio, nuovamente azzerato. Non solo i posti letto dell'ospedale Sant'Antonio, ma anche i 5 posti letto della riabilitazione ortopedica che erano precedentemente in azienda sono stati di fatto chiusi. Sono previsti ben 30 posti letto di riabilitazione che sono peraltro assolutamente virtuali. Nella realtà ci sono 0 posti letto oggi a Padova. La richiesta al sindaco, che ha mostrato disponibilità, è stata chiara: per potenziare i servizi sul territorio. Soprattutto alla luce della Covid, che vengano riviste le schede ospedaliere del piano sociosanitario regionale. Questa è una delle cose molto importanti da rivedere.